Falsi investimenti in criptovalute proposti attraverso vari siti internet, la vittima del raggiro ci ha rimesso 7.000 euro. Un ignaro cittadino agganciato tramite note piattaforme di messaggistica istantanea con utenze e account fittizi è stato truffato dopo essere stato convinto ad aver stipulato un contratto di lavoro a distanza. In particolare alla vittima è stato richiesto di apporre alcuni like su dei video postati sui social in cambio di piccole somme di denaro. Dopodiché è arrivata la proposta di compiere attività di trading in criptovalute con la promessa di ottenere guadagni rapidi, sicuri e considerevoli. Per avvalorare le illusorie aspettative della vittima, gli autori del reato hanno posto a disposizione un portale web al fine di consentire al malcapitato di verificare gli andamenti dei mercati che avrebbero dovuto contenere gli investimenti apparentemente più convenienti del momento, mediante il versamento sul portafoglio elettronico dei truffatori. Di qui i 7.000 euro sottratti alla vittima. A seguito della denuncia, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia, coordinato dal sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, Chiara De Grassi, dopo un'accurata attività di investigazioni digitali ha individuato e proceduto al sequestro di 30 siti internet impiegati per indurre a intraprendere falsi investimenti in criptovaluta. Inoltre, ulteriori indagini informatiche hanno permesso di scoprire altri 29 portali messi in piedi dalla stessa organizzazione criminale, tutti simili fra loro e aventi il dominio .it, evidentemente utilizzati per truffare cittadini italiani. Le indagini proseguono.